Buongiorno a tutti e benvenuti all'Angolo del Gusto. Oggi presentiamo il Venedica, Venezia DOC Bottega. La DOC Venezia, una denominazione di origine recente, comprende le province di Treviso e di Venezia, un'area dedita alla viticoltura sin dall'epoca romana, altamente vocata per la coltivazione di diverse varietà. È da queste terre che viene il Venedica, Venezia DOC Bottega, un vino che racchiude in sé due anime perché nasce dal matrimonio di un vitigno internazionale come il Merlot e di un vitigno autoctono come il Raboso Piave. Estesa dalla zona pedecollinare della provincia di Treviso fino al mare Adriatico in provincia di Venezia, ovvero dai colli di Conegliano fino alla laguna di Caorle, questa denominazione presenta un clima temperato umido e suoli che originano dalla deposizione di materiali alluvionali derivanti dallo scioglimento dei ghiacciai alpini e prealpini e trasportati dal fiume Piave e Livenza. Le uve impiegate per la produzione del Venedica in particolare vengono dalla zona del Piave, caratterizzata da terreni sciolti con la presenza di ciotoli e sabbia. Si tratta di suoli che assicurano qualità perché presentano una buona permeabilità e fungono da termoregolatori rilasciando di notte ai grappoli il calore accumulato durante il giorno. La vendemmia del Merlot inizia generalmente intorno all'ultima decade di settembre, le uve vengono diraspate, delicatamente pigiate, si avvia la fermentazione all'interno di vasche d'acciaio a temperatura controllata, al termine per mezzo di una pressatura soffice si separano le bucce e il vino viene lasciato affinare all'interno delle vasche d'acciaio. Per quanto riguarda invece la vendemmia del Raboso, inizia generalmente intorno alla prima decade di novembre, le uve vengono raccolte a mano, disposte su graticci di legno e messe ad appassire all'interno del fruttaio. Dopo circa un mese di appassimento, a inizio dicembre, vengono diraspate, delicatamente pigiate e si avvia la macerazione che in questo caso avviene all'interno di tini di legno della capacità di 5,5 litri, aperti nella parte superiore. Questa particolare conformazione permette le follature manuali, che consistono nell'affondare le bucce all'interno del mosto per mezzo di un bastone, in modo da mantenerle costantemente bagnate e da evitare che un contatto diretto con l'ossigeno favorisca lo sviluppo dei batteri acetici. La pratica della follatura manuale, se ne eseguono circa 2 al giorno per 20 giorni, garantisce inoltre una maggiore estrazione di sostanze coloranti e di polifenoli. Al termine, per mezzo di una pressatura soffice, si separano le bucce, si procede con l'assemblaggio, 90% Merlot, 10% Raboso, e il vino viene messo ad affinare per circa 2 anni in barrique di rovere francese, rovere di Slavonia, gelso e ciliegio. L'uso di queste 4 differenti tipologie di legno comporta lo sviluppo di un bouquet più ricco e più complesso. Infine si procede alla filtrazione, all'imbottigliamento, il vino viene lasciato affinare per un breve periodo in bottiglia e a quel punto è pronto per essere degustato e deliziare anche i palati più raffinati. Procediamo con la degustazione. Rosso rubino carico con sfumature granate. Al naso intenso, caratteristico, si apre con un ampio fruttato di ciliegia e frutti di bosco, lampone, ribes nero, evolve verso sentori balsamici di timo e chiude con una delicata e piacevole nota speziata di tabacco e cioccolato. In bocca è asciutto, caldo, strutturato, presenta una buona tannicità ed una nota acidula in equilibrio con la morbidezza e la setosità conferite dall'accorto affinamento in legno. Vi ringrazio per l'attenzione, ci rivediamo all'Angolo del Gusto. Cin cin!